pagina. Parliamo di barriere architettoniche. Roberta Mocco ha incontrato Kai Schirmacher, un tedesco di nascita ma sardo di adozione, costretto su una sedia a rotelle, e ci racconta tutte le difficoltà con cui è costretto a vivere nella sua vita di tutti i giorni. Vediamo. Kai Schirmacher ha 46 anni, è tedesco di Recklinghausen, cittadina vicino a Colonia. È arrivato in Sardegna 25 anni fa per lavorare nella base militare di Decimo come sottufficiale. 4 anni fa una malattia degenerativa lo ha costretto alla sedia a rotelle. Questo è un attraversamento dove ho bisogno di aiuto per attraversare, devo chiedere a qualcuno. Se ci provo da solo c'è il rischio altissimo che cado. L'unico punto che è basso, come in questo caso, c'è il tombino, finirei con le ruote dentro. Perciò devo farlo in un punto qui, che sono comunque punti pericolosi. È verde. Un saltello sulla carrozzina per raggiungere le strisce, una forza di braccia impressionante per spingersi in avanti. Kai è allenato. Quando già stava in carrozzina ha percorso a nuoto i 32 chilometri che separano Villa Simius dal Poetto. Alle imprese è abituato come quelle che compie tutti i giorni in un mondo che non sembra contemplarlo. Siamo per Zermatt-Jotto, capolina di tantissime fermate. Io dovrei prendere questo pullman per tornare a Elmas e non posso salire perché il pullman non mi apre la pedana perché la fermata non è accessibile. Su più di 1000 fermate del CTM solo 60 sono accessibili ai disabili. Qui siamo in via Sassari, tutti i marciapiedi rifatti ex nuovo e qui c'è proprio il problema, hanno lasciato i gradini nei attraversamenti pedonali e c'è proprio difficoltà praticamente in salita per passarci. Salito, devo fare più rincorsa. Ma le barriere non sono solo quelle architettoniche, ci sono anche quelle dettate dalla maleducazione stradale. Io devo attraversare da qui, sono completamente invisibile. Queste zebrate sono state fatte che possono essere visto quando attraverso, perciò io devo andare piano. La signora non mi ha visto adesso, non mi ha proprio visto perché da qui mi vedono e sono già in mezzo alla carreggiata. Perciò queste macchine parcheggiate così creano pericolo alla persona che deve attraversare la strada e non si rendono neanche conto. Dopo una mattinata in giro per la città, Kai vorrebbe offrirci un caffè. Buongiorno, mi scusi, avete uno scivolo per salire? Niente? Grazie. Purtroppo è dappertutto così.